sia benvenuto all'onorevole Dallaer. Noi, come ci siamo, diciamo così, promessi dall'inizio, vogliamo, nonostante tutto, cerchiamo di mantenere questo impegno, di non cadere nelle polemiche da ultras, ma di fare incontri informativi. Poi, e lo dico io per primo, più tempo passa e più divento ultras anche io, non lo nascondo, perché sentendo sempre le solite polemiche, sentendo poi ogni tanto i ritorni di fiamma di qualcuno che secondo me sarebbe bene da qui in avanti cominciasse a star zitto. In realtà io sono contro la mia indole, mi accorgo che sto passando sempre più dalla fase, diciamo così, sperando che la gente ragioni, a quella in cui invece si diventa ultra. Però al di là della battuta, noi insomma abbiamo fatto alcuni incontri, speriamo di farne qualcun altro e anche qualche altra iniziativa per arrivare prima della giornata elettorale, per cercare di informare. Io credo sia doveroso da parte di tutti approfondire i temi della riforma, o appunto andare nei luoghi comuni o senza parlare senza conoscere, perché qua è che si parla anche senza conoscere. Quindi questo è un ulteriore incontro, da là ci aiuterà, insomma, così poi rifletteremo un po' tutti a capire quali possono essere le ragioni del sì, e credo che ognuno di noi ne possa portare anche personalmente. Io darò solo alcuni spunti per poi lasciare la parola a Luigi. Dunque, io credo che bisognerebbe intanto, come dicevo prima, ragionare su quello che effettivamente comporta la riforma, senza divagare, senza andare ad affrontare tutta una serie di temi che invece vengono affrontati. Stasera il tema è la ragione del sì, però volevo partire semplicemente per confutare una cosa che viene, diciamo, utilizzata da chi invece porta avanti le ragioni del no. Cioè, molti dicono la Costituzione verrà stravolta e verranno modificati più di 40 articoli. Allora, io, utilizzando un lavoro che non è mio, insomma, che in parte ho utilizzato, lancio alcuni dati. Allora, intanto è vero che sono ben 47 gli articoli modificati, però se uno lo dice così e poi va a prendere il maledetto articolo 70, che chiaramente è quello che forse tutti i pochi che vanno a stampare la riforma col testo a fronte vedono che è quello che occupa più di una pagina, allora probabilmente ci casca all'occhio. Ma se si va a vedere di questi articoli, di questi 47 articoli, e si va a fare un conto da precisione, 22 di questi articoli sono modifiche conseguenziali, cioè dove si dice le Camere durano 5 anni, ogni volta c'è scritto le Camere, ora c'è scritto la Camera, per cui ognuno di quei articoli dove viene detto le Camere, tanto per fare un esempio, quindi tanti di questi articoli, sono ben 22, dove ci sono, se si dice la durata delle Camere è 5 anni, come nell'articolo 62, mi sembra, nell'articolo 60, ora nell'articolo 62 non dovrà dire le due Camere, ma dovrà dire solo la Camera. Quindi di queste piccole modifiche, che non sono sostanziali ovviamente, ma sono conseguenziali, sono ben 22, quindi se da 47 ne abbiamo 22 si passa già a 25. 6 articoli sono modifiche, diciamo, minori. Per esempio nell'articolo 59 si precisa che i senatori a vita sono gli ex presidenti della Repubblica. Ora questa cosa cambierà, per cui sono modifichine, e di questi, diciamo, sono 6 gli articoli. Allora 25 meno 6 arriviamo a 19. 4 articoli recepiscono l'evoluzione culturale normativa, cioè per esempio nell'articolo 55 si dice che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini. Ora, queste sono cose secondo me importanti, sono solo 4 articoli che diciamo, recepiscono questo tipo di... Per esempio l'articolo 64 dice che il regolamento della Camera dei Deputati disciplina lo statuto dell'opposizione, che fino ad ora non c'era. Quindi sono articoli importanti, ma sono 4. Da 19 meno 4 si arriva a 15. Ecco, sono gli articoli che sono, diciamo così, entrano nella ciccia, quindi diciamo che cambiano poi le questioni. 5 articoli, ora non lo mio, ma a me è piaciuto molto, e poi permette secondo me di dare anche alcuni spunti. 5 articoli sono sul superamento del bicameralismo, quello di cui insomma, tutti si parla e si parlava da tanto tempo. Una riguarda le nuove materie, la nuova ripartizione tra Stato e Regioni. 3 articoli, altre modifiche, diciamo così. 2, e su questo io mi soffermo un attimo, le garanzie istituzionali, e 2 accrescono le garanzie popolari. Sono 2 articoli sul contenimento dei costi della politica. Allora a me, diciamo, interessa, ma così forse poi ognuno che quello che mette l'accento dove gli interessa di più,
sugli articoli che accrescono le garanzie istituzionali e gli articoli che accrescono le garanzie popolari, perché anche si parla un po' a valle, no? Il famoso per esempio referendum, le garanzie, il referendum abrogativo che viene mantenuto, poi ci dirà meglio, non so. Quindi il referendum come ora, questo rimane. Mentre invece viene introdotto, e questo secondo me è molto importante, viene introdotto il referendum propositivo, il referendum propositivo. Su questo credo che sia, insieme alla parte che riguarda le riforme di legge di iniziativa popolare, sia uno degli elementi per me, gli elementi più importanti, perché intanto consentirebbe, diciamo così, di dare maggiore peso effettivamente, cosa che invece viene accusata questa riforma, ma in generale le ultime vengono accusate di togliere spazio, di togliere potere, di far incidere meno l'azione sia dei partiti, sia diciamo, di chi è impegnato, ma anche dei cittadini in generale. Questo invece è il contrario, perché di iniziative popolari, qui non sto a dare dati, ma di leggi di iniziative popolari negli ultimi 20 anni ce ne sono state credo a decine e sono arrivati in porto credo solo 2 o 3. Mentre il referendum, e quindi il referendum consultivo propositivo, permetterebbe davvero, a me c'è stato un intervento, un articolo di Chigi di qualche tempo fa, che ha detto per esempio, per ribadire l'importanza di questa modifica, ha detto su alcuni temi, i cosiddetti temi etici, temi che riguardano la vita, eccetera, eccetera, perché prima di intervenire sempre con l'accetta, cioè il Parlamento viene accusato di intervenire su materie che comunque sono materie che dividono, perché su questi temi, quelli che ci si proporrà di fronte, non facciamo prima un referendum propositivo, un referendum consultivo, dopodiché il legislatore può intervenire più a ragion veduta. Quindi pensiamo solo a quel tema, ma se ne potrebbe parlare di tanti. Questo è un elemento che sicuramente aumenta le garanzie, da questo punto di vista, le garanzie dei cittadini. Lo stesso appunto le leggi di iniziativa popolare. Una battuta e poi mi fermo. Altra cosa importante, parlando delle garanzie istituzionali, proprio riguarda per esempio l'articolo 75 parla del referendum applicativo rafforzato, cioè se chi è contrario all'Italia, c'è una norma diciamo così, che dice che le riforme elettorali dovranno essere, diciamo, potranno essere impugnate dopo lo tocchi meglio, no? Potranno essere, diciamo così, impugnate prima e modificate, senza aspettare come è stato fatto ora per il Porcellum, 4, 5, non mi ricordo quanti anni, e 6 o 7 o 3 o 4 governi. Quindi questo garantisce di agire subito su una riforma elettorale che se è ritenuta non, diciamo così, garantista. È un elemento importante, è una garanzia istituzionale che viene introdotta. Ora, forse l'ho spiegato un po' male, però ecco, questo elemento, secondo me, dovrebbe far dire a chi è contrario all'Italicum, a chi vuole modificarlo, di votare sì a questa riforma, perché siccome c'è una norma transitoria che consente anche di intervenire sul sistema elettorale attualmente esistente, senza dire questa non la facciamo, poi metteremo mano a questa, metteremo mano al sistema, alla legge elettorale, votiamoci alla riforma, e questa ti dà in mano un elemento per modificare anche sicuramente, senza aspettare ricorsi che abbiamo visto oggi gli ultimi, o qualche altra azione diversa, per intervenire anche nel sistema elettorale. E solo alcuni cenni, insomma, questo per dare il là a Dallai e per permettere a tutti di riflettere su alcuni degli elementi. Ritorno a dire quello che dicevo prima, che secondo me bisognerebbe entrare nel merito e capirla, o perlomeno cercare di capire, come si fa sempre, se sono più i pro della riforma e i contro, anziché a spanne dire questa riforma stravolge la Costituzione, questa riforma non c'è. Perché spesso e volentieri, secondo me, si parla un po' per luoghi comuni, un po' per scusate, sono stato, diciamo così, prolisso, ma su alcuni temi secondo me ci si può ritornare. Grazie e lascio la parola. Grazie Fabrizio. Marzo, buonasera, grazie di essere qua. Io cercherò di introdurre le motivazioni per le quali io ovviamente sostengo il sì al referendum e quindi il sì alla riforma,
per quanto riguarda quello che ho vissuto io in prima persona e soprattutto per le motivazioni che secondo me sono più pregnanti dentro questa riforma, perché come avrete avuto modo di vedere dai talk show, da manifesti, dal dibattito più o meno polemico che c'è in corso, ci sono vari aspetti che questa riforma tocca e ognuno di noi, ognuno di voi può preferirne uno o l'altro. Io personalmente andrò a diciamo, inquadrare quello che secondo me è un po' il cuore di questa riforma e che secondo me la rende importante, perché non c'è dubbio che c'è uno sveltimento nel processo legislativo, si passa da come diceva Fabrizio, da un bicameralismo paritario a un bicameralismo differenziato, cioè c'è la Camera dei Deputati che rimane e sarà il luogo che rappresenta l'elettorato e quindi il luogo preposto a dare la fiducia ai governi, il luogo dove si fa la stragrande maggioranza delle leggi. Ci sarà un Senato, quindi un'altra Camera, che però avrà un ruolo diverso, differenziato e sostanzialmente avrà un ruolo, diciamo, consultivo, per la stragrande maggioranza dei casi consultivo rispetto alle leggi emanate dalla Camera. Poi le leggi che attengono per esempio alle regole, all'ordinamento degli enti locali, per esempio che regola la funzione dei comuni. Qui quando si parla di accorpare o di fare fusioni dei comuni, quelle sono leggi che passeranno anche dal Senato in quel caso, quindi non c'è nessuna limitazione o sveltimento per quel tipo di leggi che toccano più precisamente le comunità locali. Quindi sicuramente c'è uno sveltimento, però devo dire che se si voleva uno sveltimento io personalmente avrei preferito l'abolizione totale del Senato, così come da tempo peraltro chi viene da una sinistra lontana, a questo punto temporalmente lontana, si ricorda, è sempre stato uno dei punti dentro le campagne elettorali, dentro i programmi elettorali anche del Partito Comunista e anche dei DS. È anche vero che ovviamente le riforme si fanno sulla base dei numeri e quindi si fanno sulla base dei compromessi che si riescono a raggiungere alla Camera e al Senato. In questo caso l'abolizione totale del Senato, che molti di noi, non solo molti dei miei colleghi, avrebbero preferito, non sarebbe stata possibile perché appunto non avrebbe trovato il consenso sufficiente. Così come non avrebbe trovato il consenso sufficiente uno degli argomenti che molto spesso chi sostiene le ragioni del no porta a suffragio della negazione delle ragioni principali di questo referendum, che è per esempio la permanenza o, secondo alcuni, il rafforzamento delle regioni a statuto speciale. L'avrete sentito sicuramente nei dibattiti, che si dice se si voleva fare una riforma veramente bisognava anche togliere privilegi. E anche questo è vero, di cui io prima di dire ragioni buone voglio mettere e contestualizzare quelli che sono anche dei limiti. Ed è vero che probabilmente il tempo, anche la storia in cui noi stiamo vivendo, ci pone di fronte anche a delle scelte che saranno quelle di ridefinire anche il ruolo delle regioni e di guardare puntualmente se l'esistenza dello statuto speciale per alcune regioni ha ancora una ragione di essere oppure è sostanzialmente superata. Ci sono altri argomenti che vengono cavalcati perché poi ognuno di noi ha la sua sensibilità politica. C'è chi dice si riducono i costi. Sicuramente si riducono i costi, riduci un pezzo di costi perché riduci di 200 unità i senatori, quindi ne paghi un po' meno, però sostanzialmente il costo di 200 senatori non credo sia l'elemento discriminante di questa riforma. Sicuramente riduci un po' i costi, riduci sicuramente i costi del CNEL e quelli sono qualche milione di euro, qualche decina di milioni di euro, che tutto fa in questa fase di crisi finanziaria ed economica che il nostro paese sta attraversando. Però quello che secondo me è importante veramente è che noi andiamo a modificare uno dei presupposti su cui noi abbiamo fondato l'azione politica del centro-sinistra negli ultimi 20 anni, e su questo noi bisogna interrogarci perché probabilmente alcune delle nostre convinzioni profonde hanno dimostrato di avere dei limiti nella loro attuazione, e mi spiego. Noi abbiamo fatto nel 2001, approvata a maggioranza stretta, cioè del solo centro-sinistra col governo Amato, la riforma del titolo quinto.
Cioè, praticamente noi abbiamo, magari seguendo un dibattito che era un dibattito di tipo federalista, no? Abbiamo passato 20 anni andando dietro i ragionamenti, in piccola parte positivi, in larga parte sbagliati della Lega, che però erano ragionamenti molto diffusi e diciamo al centro del dibattito politico sul fatto che l'Italia avesse la necessità di delegare molto del potere dal governo centrale alle regioni, alle province e poi ai comuni. Questo è stato sostanzialmente il principio che ha mosso la riforma del titolo quinto della Costituzione. Quindi noi abbiamo sempre pensato che spostare i livelli decisionali, ovvero condividere i livelli decisionali dallo Stato alle regioni che fanno le loro leggi, lo Stato fa le sue leggi, le regioni fanno le loro leggi, poi le province fanno i loro regolamenti, i comuni i loro regolamenti. Diciamo, spalmare la filiera delle decisioni lungo questi livelli amministrativi e di governo garantisse una sicuramente maggiore vicinanza delle decisioni verso i cittadini e in questo modo garantisse anche una maggiore democrazia nel processo decisionale, che di per sé è vero, nel senso più le cose le discuti e più diciamo, le diffondi la discussione. Il punto è che questa riforma poi si è scontrata con la realtà della propria attuazione, perché quanti conflitti di attribuzioni o competenze noi abbiamo oggi e chi amministra o ha amministrato ne sa qualcosa rispetto a qualsiasi tipo di legge o di norma? Perché la legislazione, quando è concorrente, è chiaro che fa sì che i vari livelli, le regioni con lo Stato centrale, ognuno voglia dire la propria e affermare il proprio, diciamo, tra virgolette, potere rispetto a una legislazione o a un modo di legiferare. E ci sono vari argomenti importanti. Ecco, io penso che adesso il nostro Stato abbia bisogno di lavorare per togliere quello che noi normalmente chiamiamo burocrazia, perché poi alla fine la burocrazia molto spesso sono norme o diciamo attuazioni di norme contorte e controverse con cui noi ingolfiamo gli uffici, ma molto spesso è anche diciamo, il derivato di questo spostamento che noi abbiamo fatto dei livelli decisionali e legislativi su una catena di rappresentanza che ovviamente è concorrente tra i vari livelli. E quindi io penso che sia venuto un momento, probabilmente è il momento storico che ce lo impone, perché abbiamo maturato anche l'esperienza di un cattivo funzionamento dei nostri livelli amministrativi e quindi sia probabilmente venuto il momento di semplificare e riaccorpare un po' di potere decisionale in alcuni di questi livelli e ovviamente diciamo, il procedimento più semplice è quello di riaccorparli dove c'hai la maggiore rappresentatività che appunto è il governo e il Parlamento con la Camera dei Deputati. Ci sono alcuni elementi che sono importanti e che toccano le realtà locali. Tanto per fare un esempio che non possiamo sfuggire se andiamo a Castagnare, cioè l'energia. L'energia deve essere regolata, cioè il confronto fra un'azienda che lo deve fare un'azienda multinazionale che quindi decide molte cose e ha grosse leve per imporre le proprie decisioni, oppure lo deve decidere la regione o il governo. Oppure si può pensare che lo debba decidere il governo attraverso leggi nazionali e poi concertarlo, ma non diciamo concorrere alla decisione, ma concertarla, cioè decidere insieme, decidere a livello nazionale dopo aver sentito i livelli amministrativi regionali e locali, perché i livelli locali avranno i benefici oppure diciamo, i danni eventuali da alcune applicazioni della legge, ma la legge non può essere fatta dalle stesse persone che sono sottoposte poi a potenziale ricatto, tanto per fare un esempio. Da questo punto di vista noi qui tra l'altro abbiamo un esempio classico di come un referendum di questo tipo può andare a diciamo, cambiare anche le norme, perché quando te interagisci con grandi aziende, grandi multinazionali, se vuoi avere un potere di contrattazione forte, il livello forte del tuo Stato, altrimenti ricavare 10 e ricavi 1. Probabilmente se lavori a livello nazionale ed è il governo che discute con le aziende,
può ricavare molto di più perché ha una forza contrattuale molto maggiore. È chiaro che, così come abbiamo deciso molto recentemente e come andare con delle linee guida, tanto per fare un esempio più specifico, la questione dell'energia diventa dirimente rispetto a quelle che sono, diciamo, è l'accettazione delle politiche che il governo fa a livello territoriale, perché i comuni devono essere ascoltati e saranno ascoltati perché lo abbiamo messo in alcune leggi specifiche, e le comunità devono avere la possibilità di esprimere il proprio parere, che però diventa vincolante nel momento in cui è il governo a sostenere una contrattazione di questo tipo con le grandi aziende. Questo per fare un esempio dell'energia, ma l'altro potrebbe essere la sanità. Noi sappiamo benissimo che l'importanza di presidi sanitari, di piccoli ospedali, è chiaramente fondamentale per le comunità locali, ma la decisione sulla distribuzione a che livello va fatta? Perché ogni comunità vorrà il suo ospedale, questa discussione l'abbiamo già vissuta tutti, l'avete vissuta prima di noi, e quindi è importante avere la capacità di regolare queste leggi e la definizione di questi punti fondamentali per una società e per una collettività in un momento in cui questo sia in un luogo in cui questo possa essere condiviso attraverso l'ascolto delle varie comunità, ma non attraverso magari la prevaricazione di una comunità lievemente più grande di un'altra, un comune che ha 6.000 abitanti rispetto a uno che ne ha 3.000, che chiaramente hanno pesi diversi anche da un punto di vista politico. È più importante che queste decisioni vengano rimesse in capo a dei livelli superiori che ovviamente diventano responsabili nei confronti direttamente delle comunità locali. Allora, in questo modo è chiaro che il responsabile centrale sarà il governo, non ci potrà essere lo scaricabarile per dire questo l'ha deciso il governo, questo l'ha deciso la regione, questo invece è la provincia, poi la provincia la aboliamo definitivamente, o questo è il comune, e sarà molto più semplice identificare quelle che sono le responsabilità anche da un punto di vista legislativo. Questo, a mio modo di vedere, rende molto più importante anche il rapporto che c'è fra elettori, cioè voi, e rappresentanti territoriali. Vi faccio un esempio. Io sono il deputato Orio e eletto attraverso una legge che era il Porcellum, che non ci piaceva, poi anche su questo arriveremo, che sicuramente attraverso le metodologie di compilazione delle candidature non legava il rappresentante del territorio al suo elettorato, ma oltre a non legarlo, con il metodo di legislazione che noi abbiamo adesso, la possibilità che io, magari ascoltando i cittadini del mio territorio, possa scrivere una legge, una proposta di legge e depositarla alla Camera, ovviamente c'è, ma la possibilità che venga discussa ed eventualmente approvata è remota. Noi abbiamo che praticamente il 95-96% delle leggi che noi facciamo sono di emanazione governativa, cioè le propone il governo, e il 3-4% sono di proposta. Questo perché? Perché una legge di parlamentare non ha un vincolo temporale per essere approvata, quindi io faccio la mia proposta e rimane lì per anni, in genere rimane lì per tutta la legislatura e rarissimamente può essere approvata, in particolare se è una proposta di legge che va a toccare degli interessi veri. Invece, se è una proposta di legge così un po' pro forma, magari c'è più possibilità perché ti danno il contentino, ma insomma è qualcosa che in realtà non va a incidere nelle azioni del governo. E le mie proposte di legge, le mie come quelle di qualsiasi rappresentante territoriale, sono la voce degli elettori, mentre il governo giustamente è un governo che regola gli aspetti fondamentali e contingenti dell'azione, della propria azione, perché ovviamente il governo agisce attraverso leggi che sono decreti legge, la cui forza è quella di sostanzialmente dover essere approvati entro 60 giorni, altrimenti decadono. Quindi il governo che fa la legge, fa il decreto legge che va in vigore subito per definizione, dopodiché passa alle Camere e al Senato e dentro 60 giorni Camera e Senato lo devono modificare e poi approvare in uguale, con lo stesso testo sia alla Camera che al Senato. È chiaro che
con tutte le urgenze che un governo si trova ad affrontare, la possibilità che le vostre istanze tramite me possano confluire dentro un'approvazione, dentro una proposta di legge che viene discussa e approvata, sono altamente improbabili, proprio perché ovviamente il governo è legato ai fattori contingenti. Da questo punto di vista, attraverso intanto la semplificazione tra Senato e Camera, quindi si discute solo alla Camera, e poi attraverso una migliore gestione quindi della tempistica anche rispetto alla quale la Camera emana le proprie leggi, ci sarà sicuramente una maggiore possibilità di vedere approvate leggi di iniziativa parlamentare, proprio perché queste avranno un maggiore favore da un punto di vista metodologico. Questi secondo me sono aspetti che magari in una discussione urlata alla televisione possono venire un po' trascurati, ma nella realtà dei fatti, cioè le riforme, non è che si fanno solo tutto un tempo che si è messo su tutto questo ambaradan perché si voleva cambiare i senatori a farli essere 100 invece che 315 e soprattutto perché ci si voleva mettere 21 sindaci al posto di senatori a vita o cose del genere, ma perché noi cerchiamo in questa fase storica di velocizzare davvero il modo in cui si fanno le leggi. E questo perché ci serve? Semplicemente per essere più veloci? No, cioè non ce ne fregherebbe niente in teoria essere anche più veloci, perché magari la velocità non sempre garantisce la perfezione, perché non è banale dire che il mondo, i mercati, i nostri partner europei ci guardano per il modo con cui noi riusciamo a definire un modo più stabile, più concreto anche, attraverso cui diamo stabilità al nostro paese. E il presupposto di fare questo è avere un sistema che fa le leggi più snello, più lineare, più trasparente. Io vi posso garantire che ovviamente la riforma di per sé non dà certezza che poi noi riusciremo a fare un processo legislativo molto più trasparente e veloce, ma come adesso lo conosciamo bene e come adesso sappiamo benissimo che la famosa navetta fra Camera e Senato, cioè il rimbalzo delle proposte di legge da una Camera all'altra per poi essere approvate nello stesso identico testo da una Camera e l'altra, è un modo che non solo è lento, se fosse lento, ma permette delle modifiche basate su equilibri di aula, nel senso che molto spesso con le maggioranze variabili che ci sono specialmente in questi ultimi tempi, una norma può determinare la necessità di rivedere tutto il testo di una legge per poi essere approvato a una Camera, poi in una Camera viene inserita una piccola norma che lo cambia e può essere spostato, quindi deve essere quindi rimandato alla Camera precedente per essere riguardato, rivisto. E questo giochino molto spesso non è semplicemente basato sul fatto che vogliamo o si vuole determinare la perfezione di un testo di legge, ma molto spesso è anche volta al fatto che magari una legge può disturbare alcuni interessi e quindi magari la si tiene o la si blocca in una Camera o nell'altra, oppure con degli artifici che possono essere delle piccole modifiche la facciamo stare a mollo tra Camera e Senato per un tempo indefinito. Così è successo per alcune leggi importanti, dall'anticorruzione ai reati ambientali, e così secondo me invece non avverrà più quando noi andiamo a introdurre delle modifiche nel percorso, nelle metodologie con cui si approvano le leggi che sono contenute in questa riforma. Ci sono poi alcuni aspetti che vengono incontro a quelle che sono le esigenze che tutti noi abbiamo visto anche recentemente, al di là delle posizioni che ognuno di noi ha tenuto legittimamente sull'ultimo referendum abrogativo che è stato svolto in Italia, che è stato quello sulle trivelle. Avete visto come chi sosteneva, così come altri referendum precedenti, chi sosteneva le ragioni del no si è potuto avvalere della
quota di astensionismo, che sostanzialmente è fisiologica negli ultimi 15-20 anni, che riguarda almeno il 35% se vogliamo stare bassi, e quindi chi era contrario all'approvazione del referendum abrogativo già partiva con un 35% di consensi. Tutti quelli che avevano promosso il referendum, quindi avevano raccolto le firme, 500.000 firme, si erano spesi per far vincere il referendum, il quesito referendario, si trovavano a combattere contro una quota di consenso che era contro di loro già per il 35%, semplicemente perché l'astensionismo andava a essere computato con il no, perché sostanzialmente si può giocare sul quorum per far fallire il referendum. Lo citava prima Fabrizio, il referendum, con la riforma si introducono due metodologie per arrivare a un testo di referendum abrogativo. O raccogliere 500.000 firme come adesso e sottoporre il quesito referendario all'intero corpo elettorale e quindi non cambia niente, oppure se se ne raccoglie un po' di più, che sono 800.000, il quorum diventa il numero di elettori alle ultime elezioni politiche, quindi sostanzialmente si abbassa molto il corpo complessivo degli elettori calcolati come quorum per il referendum e ci si avvicina a quelli che sono veramente gli elettori che in una società nei tempi recenti hanno preso parte alle elezioni. Quindi ci si avvicina alla realtà dei fatti, magari ci si allontana alla teoria, no? Però molto spesso bisogna anche essere un po' più pratici e quindi questo è anche uno sforzo verso un modo di poter dare più forza a quello che è l'istituto referendario che negli ultimi anni ha quasi sempre visto fallire i quesiti per mancanza di quorum. Ecco, secondo me questi sono gli aspetti che sono più importanti nella riforma, perché sono quelli che al di là dei difetti anche formali che la riforma può avere e che troverete sempre qualcuno che li evidenzia, però mette in evidenza un aspetto che dentro una riforma che non produrrà la Costituzione definitiva per i prossimi 100 anni, d'altronde per i precedenti 70 anni ci sono state più di 10, anzi diverse modifiche. Noi andiamo a modificare un testo che sostanzialmente è un testo che è stato modificato in buona parte tra metà degli anni 60 e l'anno 2001, appunto, con quel titolo quinto. Quindi non è che andiamo a modificare la Costituzione del 47-48. Però soprattutto, tanto di più, non essendo la Costituzione per sempre definitiva, dentro lo stesso testo di riforma si aprono tutta una serie di possibili e ulteriori modifiche. Per esempio si parlava del referendum propositivo. Il referendum propositivo è stabilito, esistere, però intanto bisognerà poi dare un decreto di rango costituzionale per definire come viene svolto. La stessa l'elezione dei senatori, sì, il principio è che saranno eletti, poi bisognerà fare un decreto per definire come vengono eletti, quindi è una cosa che non è che si conclude il 4 dicembre e entra in vigore tutto, no, il 4 dicembre noi votiamo una cosa che poi inizia un percorso che vede la sua attuazione probabilmente in diversi mesi se non anni successivi. Però il punto fondamentale è che non essendo definitiva cerca di recepire quello che è lo spirito un po' di questi tempi e le necessità di questi tempi, perché ogni modifica alla Costituzione non è che è stata fatta su principi così ideali astratti, è sempre stata calata nel periodo, nel decennio, nel ventennio in cui è stata attuata la modifica stessa. Cioè, vi dicevo prima il caso della modifica al titolo quinto, ma noi quanto abbiamo discusso appunto della questione federalista? Cioè, da quando la Lega è diventata una forza politica consistente,
quanto è stato dibattuto l'argomento del federalismo in Italia fino ad arrivare a un punto che abbiamo deciso, e questa cosa mi torna in mente spesso perché l'ho discussa molte volte con dei miei amici e colleghi del nord, che per esempio la sanità è una competenza di carattere, articolo 20, di carattere regionale. Perché? Perché così chi amministra bene ha una buona sanità e i cittadini lo voteranno sempre, chi amministra male ha una cattiva sanità e se dovrà rendere conto e dover anche rendere conto ai propri elettori. Il risultato di questo che c'è? Qual è? Che ci sono alcune pochissime regioni del nord e del centro-nord in cui la sanità è quasi sotto controllo e che c'è una fetta consistente, diciamo maggioritaria del nostro paese in cui la sanità non è quasi un diritto come lo è da noi, perché vedete dal Lazio alla Campania, alla Calabria, a tutte le regioni commissariate, alla Sicilia, quei cittadini sicuramente hanno goduto della svolta federalista che abbiamo imposto noi col titolo quinto, ma i loro diritti, per esempio, di avere una sanità buona, dove sono finiti? Allora, non sempre le motivazioni ideali poi finiscono per determinare all'atto pratico quei risultati buoni che noi ci si aspettiamo. E per questo motivo noi pensiamo che alcune competenze debbano essere riavvicinate allo Stato centrale che le decide e le decide per tutti i cittadini nello stesso modo e con gli stessi diritti. Ecco, io penso che questo, per quanto mi riguarda, sia un aspetto importante della riforma, più importante della riduzione dei costi, che comunque è una cosa virtuosa, e penso che quando noi si discute un po' se il sì, il no, se i giudici della Corte devono essere eletti dai senatori in seduta plenaria comune, cioè dei dettagli che pure sono presenti e che ovviamente hanno un loro significato, soprattutto per i giuristi che hanno scritto le norme, però le riforme e la politica non la fanno i giuristi, come spesso si dice, la fanno i rappresentanti del popolo italiano, che sono i parlamentari, che magari si avvalgono anche di qualcuno che le norme le sa scrivere. Ecco, da questo punto di vista io penso che questa riforma abbia un significato importante e che è molto in linea con lo spirito degli ultimi 20-25 anni della nostra discussione collettiva, che probabilmente ha una prospettiva di altri 10-15 anni, perché chiaramente si adatta anche a una società che è la società italiana in evoluzione, ma che, come è successo per i precedenti 70 anni, poi tra 15-20 anni, 25 anni, non lo so, o prima, sarà soggetta a ulteriori riforme, come è sempre stato. Da quando i padri costituenti l'hanno scritta a oggi, se pensiamo che addirittura è il Senato, no? La nascita del Senato adesso è il punto di rimente, quello più chiaro. Il Senato aveva una durata diversa dalle Camere. Alla fine è stato nel 57, mi sembra, che è stato modificato la durata del Senato, che doveva essere per definizione sciolto con una tempistica sfalsata rispetto alla Camera. Ora noi non solo nel 57 abbiamo deciso che invece doveva essere paritetico e paritario con la Camera, dopodiché ora abbiamo capito che forse non ci serve nemmeno avere un'altra Camera esattamente uguale alla Camera dei Deputati, ma ci serve qualcosa di diverso. Quindi, e questo si evolve e le necessità evolvono con l'evoluzione della società e con anche l'evoluzione di quelle che sono le paure della società, perché chiaramente nessuno adesso, penso, abbia più paura di una Camera che possa essere dominata da una forza politica che poi va a inficiare il processo democratico, anche perché siamo legati talmente tanto al contesto europeo che molte delle norme che noi andremo ad approvare sono anche regolate su base comunitaria. Ecco, da questo punto di vista io penso che noi proviamo a fare una riforma che sta dentro la società e che cerca di recepire un pochino le necessità di modificare quelle che sono un pochino le strutture, forse i blocchi che noi
giornalmente riusciamo anche a percepire, e con la consapevolezza che poi il lavoro non finisce qua, ma chi c'è adesso, chi verrà dopo di noi, che abbiamo fatto questa bozza di riforma, questo testo di riforma, magari recepirà altre istanze dal territorio e dalla società e le tradurrà in ulteriori riforme della Costituzione. Oggi la Costituzione è la cosa, cioè è bella perché si adegua alla società e ai tempi, altrimenti sarebbe una tavola scritta sul marmo, invece no, è una Costituzione che è la Costituzione italiana. Ecco, grazie.